Ben agattato in TCS, io sono Enrico Puzzolu e questo è Logos de Logo. Ben agattato torra in Logos de Logo, torrausu a San Regione de Susardo Menisi Scolasa. Mera babus e mamma di Chistionanta, mera sagrenti che sia una cosa ancora de vai. Invece sti già bella incarrerara, due punti a Ina Zammera e io attobiaso una maestra, Manuela, che sarà spicurare un che do questo mondo sarà mostrare i ta contessiri e commenti a contessiri. Salori Manu. Salute a tu e grazie a te questo convito. E grazie a tu. Manu, a onde si nasce e a onde si pesa? Dunque se un nasce e appo sempre bivio in Santo Engio, mi ci sono stesi ad ascetti per studiare foras, poi manca in vita pro de gusto non podia fare. E sicuramente che se sono regione da pizzo di questa questione linguistica, sapremo domanda che stupara esti poi ta su sardo, poi ta questa passione ta ribettiu a Andi Bessiri un esperto nella uso de lingua sarda. Casi a volte io mi spanto ancora quando mi preguntano, poi per me è una cosa naturale della vita mia, per me è sempre stato di aici. Plus che tutto poi la iaia mia, se cresce a me da con essa, ma di proprio pesavo in sardo. Dunque per me questa lingua è prima di ogni altra cosa sul legame con essa, ma per me è questa lingua, da quando questiono della lingua, per me è su sardo, non è italiano. L'italiano, certo, dopo sempre in vuedau, impari a su sardo, ma non ha potente pro uno o pro l'altro, dopo sempre vuedau do tu parisi, scetti che a su sardo, dopo posso studiare scetti a manna, poi quando via pippia, non dovevo studiare, e dunque dopo fatto pro satriau. Iniziando su Narosu, in sa famiglia cosa tua, non ti pesa un italiano. E quando andava stata nonna, intendia sta su sardo. Vienta fino a sa dusu mundu su braziusu, ottenianta che l'incuna relata. Come te si vive a tu? No, dunque, mamma e babbo pure manti sempre fuori da il susuburo in sardo, ma prosche tutto in italiano. Dunque, non fia da una rosa ici, non ci via da un mondo segato del satro. Non ha mai vivido questa condizione di pregungia che mi da compagno su mio, invece antibivio. Posso immaginare che hai fatto studio su umanistico, una speculare adesso andare alla scolastica cosa tua? Ho fatto sul liceo classico, poi proprio poi mi piaceva da me da questa cosa delle lingue antiche, dunque poi in università di Puro ho fatto l'itras, dopo iniziata in noi, invece mi ci sono spondia poi a Roma poi, da Cabai, non mi piaceva da questa idea di cominciare a correre, invece essendo a scuola fai scetti questa, poi da una che si muove di mera, ti dà bisogno di fare più cose, se non scetti una. E dunque mi sono nata con questo sfueto su cui conosco Itta Pozzo Vai. Ed in cui è nasce l'idea di fare una scuola di giornalismo che ho fatto a Foras, ho fatto in America. A posto di questa cosa, prima di tutto, castiamo su chi ci via in Sardegna, e ti è mancata secondo me. E mi ci sono gettata una rosa in questa che è un'avventura, donai vita a un giornale che è stato tutto scritto in sardo. È vero che in questa storia ci diffondi stati su altros, ma a me mi piaceva questa idea di fare un giornale che fosse in lingua sarda, ma che fosse un giornale di oggi, appunto moderno, che potesse dare le cose di oggi. Dunque, un imprego di questa lingua un poco differente, con un giornalismo che fosse da comprio, non scette a scrivere, poi questa differenza è manna. Una cosa è scrivere in sardo, una cosa è scrivere, fai giornalismo, fai comunicazione in sardo, è una cosa differente, poi tu devi un registro differente, devi sadarea è differente, devi informare, non stai scrivendo un meledo tu chi tu leggi di bene, chi non leggi di adioso. Poi vai questo, come ti hai traballato? Intanto le stai facile poi una rosa iccica già sa dibatta a pezzo di questa lingua è difficile, dunque se devo cercare di centrare a punta di pei, poi non è una cosa, non è un logo aici aperto,
non è stato meda esfemias puro, proprio poita esfemias funti sempre tentas attesu puro de sa lingua, già des famiglias, no? Tu pensas in mascus tu pesanta in sardo, a esfemias no, già deo via aici una cosa un pago foras de sa normalidade, però quattro amigos eu decidio de fai nascere questo giornale che nascio in su Apperi, che serviva proprio per sperimentare, per vedere che ci via da gente che dobia da leggi informazioni, poi non è che esti una cosa, non si piace da legge in sardo, in duro un luogo come sul nostro, in noi sa lingua minoritaria è riconosciuta, attemo informazione in lingua minoritaria, è un diritto. È un diritto che invece non teneus, poita non teneus logus dennaia in cui ando e mascutto tutto il giornale in sardo, un gazzettino, o mi leggo tutto un giornale, oppure questa matessa informazioni che tu leggi in italiano non da gatta scritta in sardo, invece essendo un logo bilingue gli ha da depessa ici. Dunque, se devo appunare, chiesto un diritto provauso, vai un po' detto, no? Poi se sono nasciuto, c'è una parica di amici, grazie a un bando regionale, e uso dentro un piccolo finanziamento, che sa di grobe usciti si imprenta, no? Però se sti review entrai in questo mondo e vedi pure commenti che scrivono da pensanta questa cosa, a biri che gente de capesusu scrive da impari a gente de cape giossu, mi vedi male di pure adunai poi per me sa Sardegna devo che sia sempre in trea, s'usato per me è uno e dunque non faccio questa sparzitura, però a mie pagine di questo giornale è stato bello avere commenti di gente che manco si vuoi data, poi tenere da mancare idea di fanentesi, invece si sagattata in cui a scrivere posso mattessi progetto, e questo vuole dire che un progetto esiste, potete tipo impari pure gente che la pensa in maniera differente. Non dite pure sagattare i voci in internet? Dunque se mo a posti di questa esperienza in su Apperi, se uso passato in su mondo digitale, poi si usa accattato che sa gente a fuori pure di questa Sardegna si tu preguntata, e dunque uso si che su progetto a scrivere, poi se ne parli da me ci tu perdi proprio poi ad narrausa ci donau non da manno, ma scegli si idea che qualunque cosa si può fare e poi lompi a te sicuro. Sa gente può legge in sardo ma non può legge cosa sa di anticorio, cosa sa chi ha gatta da giai, vuole di leggi cosa sa noasa, e dunque se invece questo lavoro che ho fatto è un lavoro proprio giornalistico de ciccai con Isaina che tenevo suoi de sagatta il luogo e de nai cosa sa seria sa. Per esempio che tenere su che questa tarea è comune a vina in logos del logo, de fu dai de cose sa poi ma che due punti vina sa persona sa più brava sa de nos a regionai de regioni etnica sa e de antropologia, a noi si piace a regionai de sardo ma de attualità de cose sa de dogna diri esti fino a una maniera de hanno in sa lingua e torrao su a su che via stanno di prima de circai de discavulli una comunicazione che si possa comprazzire. Sa gente mi piace di pensare dell'ompi, punti giovani. Poi sono convinta che finché in noi che sa lingua sti perdendo sì e nasce da questa generazione che sti bene da prima del noso, innanzi del noso, non manco può nascere de issus, ma poi andare storica e sociale che è usubivio, ma chi voleva tornare a fare bivi questo sardo su scussorgio punto i giovani, su più e i giovani, dunque si tocca all'ompia issus in sa maniera che issus si può agattare interessante, si tocca agattare in sa maniera dell'ompi
prima a Isus, innanzi di tutto a Isus, e scetti a gode tu fai interessai a cosa sa più antica savuru, e dunque può arrivare a Isus tu tocca a impreare, Isaina sa chi impreanta Isus, narauso sul linguaggio sui giovani, tocca a entrare in relata con Isus, se nunca sa fu dato su noso, caseo sa mantioso, si picava su un caffè e questa cosa spacciata in nia, e invece a me mi fa di piacere vedi pure un picciocco come te tu che se si giovane tensi questa passione in boli di naica in capa con cui traballo del profeta è stato fatto mesi anno passato che boli di naica i giovani sono venuti torrendi a scoprire questa lingua e a da mangiare può fare cose moderne a essere noi pure oggi a fuori di comunicazione e di giornalismo non è una cosa chissà generazione con noi innanzi si dessa nostra se avessi mai pensata.